Benvenuti Napolitanos, siamo in Napoli con il cuore. Lascia un like su questo video così rimani sempre aggiornato sulle novità Napoli. Vai al video. Fin dai primi istanti di mercato si era capito che il Napoli avrebbe partecipato attivamente alle sessioni di mercato invernali in corso. Il presidente De Laurentiis ha annunciato, in particolare, rinforzi a centrocampo e in difesa. Per quanto riguarda il reparto difensivo, finora è entrato nella squadra azzurra solo Mazzocchi. Ma il club partenopeo è in trattative anche per portare un nuovo difensore centrale alla corte di Walter Mazzarri. A centrocampo, invece, la pista di Samardzic sembra essersi raffreddata quasi del tutto. Inizialmente sembrava un passaggio in azzurro, ma il possibile inserimento del Brighton e il desiderio della Juventus di ingaggiarlo a giugno hanno rallentato notevolmente la trattativa. Stiamo così accelerando il processo di conclusione della trattativa di Traoré, che ha già ufficializzato e ha raggiunto i compagni a Riyadh per la finale di Supercoppa. Ma l'ex Sassuolo potrebbe non essere l'unico attaccante a centrocampo. La squadra di mercato, guidata dal DS Meluso, è alla ricerca di un centrocampista innovativo che possa sostituire Anguissa in caso di necessità. Per questo è forte la candidatura di Oumongala, centrocampista del Nottingham Forest. Il centrocampista belga ha le caratteristiche per imporsi subito in Serie A e potrà aiutare il Napoli in entrambe le fasi. La Gazzetta dello Sport parla di una possibile intensificazione dei contatti al rientro in Italia, dopo la Supercoppa. Ed è per questo che Mangala sarebbe disponibile da subito. Il Napoli sta lavorando per trovare un accordo di prestito con il club inglese, quindi bisognerà trovare un accordo con l'entourage del giocatore. Napoli, 25 milioni di euro per Mangala. Forza fisica e intensità al servizio di Mazzarri. Nato nel 1998 a Bruxelles e cresciuto nelle giovanili dell'Anderlecht, Mangala è un centrocampista forte e dinamico. Nonostante la sua statura, è alto 178 cm ed è in grado di resistere ad avversari più fisici. Oltre alla forte fisicità, ha anche una buona tecnica di base, che gli permette di essere utilizzato anche come centrocampista. Spicca anche il buon tiro esterno. Per lui anche 12 partite in totale con la nazionale belga. Secondo te, napolitani,